Oggi abbiamo approvato un importante provvedimento che è il PDL 185, che abbassa il quorum dal 50% al 30% degli aventi diritto, con un ulteriore abbassamento al 25% per i comuni che hanno gli iscritti all'AIRE superiori al 20% della popolazione. Quindi questa è sicuramente una spinta verso le fusioni dei comuni. Inoltre notiamo una maggiore attenzione nei comuni più piccoli, che hanno bisogno, diciamo, di una maggiore unione dei servizi e anche di fare economie di scala verso le fusioni stesse. Sono state approvate 2 oggi, a cui si aggiunge quella di Polesella e Guardaveneta, e quindi questo verso la data del 29 e 30 ottobre prevista, la data del referendum per le fusioni dei comuni appunto nel Veneto. Sono tante richieste che riguardano la zona sud di Padova e in particolare i comuni di Carceri e Vighizzolo d'Este. Anche quella è stata oggi discussa e dibattuta in commissione con le audizioni di vari gruppi di interesse, consiglieri comunali e sindaci di comuni limitrofi. Nei prossimi giorni trarremo le conclusioni dovute. Sono state approvate appunto le fusioni dei comuni fra Quero Vasse e Alano di Piave, con un progetto di fusione che nel caso di risposta positiva dei cittadini prenderà il nome di Sette Ville, e poi Sovizio e Cambugliano in provincia di Vicenza, che in caso sempre di risposta positiva da parte della popolazione la Regione si atterrà alle decisioni, ripeto, alle popolazioni coinvolte, e prenderà il nome di Sovizio, questo in provincia di Vicenza. L'impegno a seguire questa commissione con dedizione e con competenza è una commissione fondamentale per la vita del Consiglio, perché di qui passano tutte le spese e tutti gli impegni, e sta seguendo procedure e procedimenti complessi che riguardano i comuni, quindi un impegno e un'attenzione particolari. Fusioni dei comuni è un tema importantissimo per i territori, un tema sfidante a volte per i sindaci. Alcune fusioni sono state un successo, altre hanno messo in difficoltà amministrazioni. Credo che la Regione debba avere un'attenzione particolare ai primi cittadini che avviano questi processi, valutando bene i pro e i contro e stando accanto soprattutto alle piccole e medie amministrazioni che si trovano ad affrontare queste sfide.